Si lavora a ritmo sostenuto approfittando dei brevi sprazzi di sereno che di tanto in tanto si fanno spazio nel cielo plumbeo che avvolge da giorni tutta la provincia di Belluno. A Schiucazzi il lavoro delle macchine operatrici si è spostato a Monte del Versante in frana. È da lì sopra, come gli abitanti del borgo richiedevano, che si deve scaricare il peso della frana che minaccia la frazione. Ieri si è sbriciolato l'enorme sperone oramai spaccato in tre che avevamo mostrato nella diretta di domenica, quando a occhio nudo i movimenti della frana si sono palesati davanti all'obiettivo della nostra telecamera. Ha dovuto lasciare la sua casa assieme alla mamma anziana, la signora che avevamo incontrato la scorsa settimana. Si parla di eventuale evacuazione? Eventualmente di andare via ancora. Io ho anche la mamma anziana. Scendendo da Schiucazza a Soverzene è definitivamente ceduta sotto la spinta dell'acqua del Piave la ciclabile che era stata risistemata dopo i danni causati da Vaia, e ora ci si interroga se abbia senso ripristinarla o se affrontare un intervento radicale con la realizzazione in quell'ansa del fiume di un vero e proprio argine di difesa. A Dont, risalendo verso la 251 della Val Zoldana, i lavori per liberare la strada della frana procedono a ritmo serrato. Le ruspe raccolgono i detriti smossi da un ragno che opera in bilico sul pendio. A quei lavoratori altamente specializzati va il plauso dei cittadini che li osservano con il fiato in gola. Sanno quello che fanno, ci dicono, auspicando che nessuno si sogni di intralciare quella professionalità.